Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Far Cry 3. Quest'oggi continueremo la nostra campagna in single player, ovvero ci ritroviamo nella nostra miniera che, come abbiamo visto nel video precedente, il nostro Buck ci ha inviato sottoterra pronti a cercare il suo bel pugnale. Segui i binari ed esplora la miniera. Potete vedere che ci troviamo qui nei meandri di questa parete rocciosa. Ho utilizzato l'ascensore appunto per scendere al piano inferiore e ci troviamo qui. Benissimo, seguiamo i binari, deve essere la via giusta. Qui c'è un bel carrellino. Vediamo di spostarlo. Avanti, perfetto, ce l'abbiamo fatta. Ci sono dei pirati qua sotto a quanto pare. Vedete un po', forse avranno anche loro intenzione di rubare il nostro caro pugnale. Tecnicamente non è nostro, stiamo effettuando una specie di consegna. Allora, vediamo un po'. Il nostro amico qui magari possiamo farlo fuori con una bella freccia in capo. Sono riuscito a ricaricare la faretra. Vedete un po' ragazzi, sono riuscito a riprendere le 10 frecce. Allora, vediamo un po', andiamo con calma. Vediamo soprattutto se c'è qualcuno che potrebbe vederlo. Attenzione, vediamo, attenzione a non farci vedere. Uccidiamolo col macete, potrebbe essere un'ottima idea. Vieni qua amico mio. Portiamolo indietro, aveva una bella K47. Ok, qui può andare bene magari vicino alle rocce, non lo noterà nessuno. Allora, vediamo un po', andiamo avanti. Non possiamo raccogliere nulla perché anche abbiamo ancora il portafogli pieno. Attenzione che vedo un'ombra qui, c'è qualcuno. Ha i capelli alla Bob Marley, vediamo un po'. Eccolo qua il nostro bersaglio. Allora, vediamo un po' di ucciderlo magari con l'arco ragazzi. Possiamo colpirlo immediatamente alla testa. È un picchiatore. Pronti. Fuoco. Perfetto, era un po' barcollante il nostro amico, forse non ha capito che le molotov che ha in corpo non si bevono ma si lanciano. Ma mi sa che glielo spiegheremo più avanti. Allora, infatti, ecco qua un'altra bella molotov, mi sa che siamo al completo, attenzione, che qua c'è tutta una troupe di soldatini. Facciamogli un paio di foto da inviare al presidente. Questo qua si beve proprio le molotov, si beve la benzina delle molotov. Guardate, addirittura barcolla il nostro amico. Adesso ti faccio barcollare io, tranquillo amico mio. Vediamo un po' ragazzi con l'arco di fare una sorta di trio di frecce in modo tale da eliminarli tutti. Calma, ecco qua, proviamo a far fuori prima questi due maledetti a destra. Ok, prima Ghost qui, questo vestito da Halloween. Fuoco. Eccolo un altro. Anche l'altro. Crepa! Ottimo colpo da manuale. 3 frecce, 3 morti. Recuperiamo tutto il nostro equipaggiamento. Portafogli pieno, Bene, vediamo un po'. Qua c'è qualcosa. Vediamo, munizioni. Ottimo per il nostro mitraglione che ancora ho ragazzi. Allora, vediamo la K47 non ci può interessare. Medikit, questo sì che ci interessa. Vediamo, può interagire. Ci sono delle bombole, Vediamo. Via di qui. Perfetto. Attenzione. Non so perché l'ho fatto ragazzi. Vediamo un po' che succede. Calma. Oh mamma mia. Attenzione che non vedo una ceppa. Vediamo un po'. Ah dannazione. No. Via. Lasciami in pace. No dannazione. Via. Attenzione alle molotov. Ci stanno lanciando il tutto. Qua mi sa che l'arco non basta più. Prendiamo il nostro. Maledetti. Dove sono? Ti tieni fuori ubriacone. Aia. Mi sto bruciando pure le chiappe ragazzi. Via, lasciatemi in pace. Non ho proprio voglia di barbecue. Infatti neanche io. Procediamo, eccoli un altro. Fuoco di soppressione. Colpo alla testa, ottimo. Attenzione, aspettiamo che le fiamme si spengano. Raccogliamo tutto quello che è possibile. Attenzione che qui c'è uno. Calma. Non è che ci arriva una molotov direttamente in testa. Eccolo qui. Meno male che siamo passati all'artiglieria pesante. Recuperiamo tutto. Allora, vediamo un po'. Le frecce le abbiamo recuperate. Perfetto, tutte e 10. Qua non c'è nient'altro. Là sotto c'è una cassa. Vediamo un po' di vedere cosa c'è qui dentro. Vediamo un po'. Fiche nera. Questo non ci serve, dannazione. Magari proveremo. Che cos'è questa cosa? Una specie di luce? Ci sono dei cecchini da queste parti. Vediamo un po'. Calma. Tutte queste dannate rocce qua accanto. Cecchini. Devo fare. Infatti. Forse mi è venuta un'idea. Possiamo utilizzare questi nostri vagoni qui davanti a noi magari per ottenere una copertura. Intanto vediamo dove sono i cecchini. Ok, ecco il primo ragazzi. Vediamo, ce ne sono 2 da queste parti. Nell'impalcatura non c'è nessuno. Attenzione. Allora, adesso vediamo da questa parte se c'è qualche altra cosa. Qui c'è un solito ponte di legno. Mi sembra un po'. Ehi, amico mio. Vediamo un po', ce ne devono essere altri. Allora, possiamo provare un tiro davvero fenomenale. Possiamo provare a prendere il nostro amico che è a circa 100 metri con il nostro arco. Sarà un'impresa impossibile ragazzi, però se ci riusciamo abbiamo un po' di campo libero. Ok, vediamo un po' di calcolare bene se ci sono protezioni davanti a lui. Ok, se riesce ragazzi il colpo abbiamo un po' di strada libera da fare. Ok, vediamo un po'. Eccolo. Fuoco. Dannazione. Non si è accorto di nulla però, possiamo riprovarci. Proviamo, 80 metri. Fuoco.
Dannazione, dobbiamo ancora scendere un pochino. Dai! Perfetto, ottimo colpo alla testa, erano a circa 50 metri. Proviamo anche quell'altro. Pronti? Un colpo alla testa. Fuoco. Dannazione, l'abbiamo mancato. Proviamone un altro. Perfetto, un altro bel colpo alla testa. Abbiamo sprecato 5 frecce, ma adesso abbiamo un po' di via libera. Oddio! Attenzione, qua è scoppiato qualcosa. Vediamo un po'. Si stanno avvicinando, ragazzi, abbiamo solo 5 frecce. Vediamo un po', eccone uno. Eccolo, ci ha visto. Mi sa che ci ha visto, facciamolo fuori. Dannazione, si è spostato. Maledetto. È troppo lontano, ragazzi, riprendiamo la nostra freccia. Ok, vediamo un po' di utilizzare il nostro bel vagoncino. Vai avanti, amico mio. Bene. Allora, attenzione, i cecchini li abbiamo fatti fuori, quindi abbiamo solo la parte sinistra della mappa da tenere sott'occhio. Il nostro bel mitraglione è pronto. Fuoco di soppressione. Fuoco. Ce l'abbiamo fatta, perfetto, forse li abbiamo eliminati tutti. Vediamo, punti abilità ottenute. Sarà proprio quello che andremo a posizionare. Ne abbiamo 2. Nella sezione del ragno vediamo un po'. Voglio completare la sezione degli abbattimenti, che è davvero molto importante. Abbattimento col coltello. Uccidi il nemico e usa il suo coltello per ucciderne un altro. Questo potrebbe essere importante. Apprendi abilità e guardiamo immediatamente il tutorial. Vediamo un po'. Addirittura entra il coltello e lo esce dal nostro nemico per uccidere l'altro. F per iniziare il combattimento. Quando c'è un altro nemico a portata apparirà l'indicazione mouse sinistro. E quindi abbiamo la possibilità di lanciare un altro coltello. Perfetto, vediamo un po' questo. Abbattimento saccheggio. Saccheggia automaticamente il bersaglio mentre esegue un abbattimento. Questa è una sorta di abilità alla Lupin, ma non mi interessa. Meglio ricaricare pistola, mitra e shotgun il 25% più velocemente. Perfetto, stiamo per completare il ragno, ragazzi. Molto ma molto bene. Vediamo il nostro bel tatuaggione. Ottimo. Abbiamo quasi tutto il braccio tatuato. Bene, procediamo dritto. Scusate tutte queste dannate rocce qui a destra mi fanno... Calma. C'è un gorillone qua sopra. Amico mio, è il posto sbagliato. No, scusate ragazzi, errore mio. Non ho calcolato bene come si spostava il nostro amico. Calma, andiamo avanti. Non si è accorto di nulla. Ah! Maledetto! Ci ha lanciato la bomba, la molotov. Adesso ti faccio vedere io, ti metto piombo in corpo. Andiamo avanti, dobbiamo recuperare 2 frecce che hanno i nostri amici qua sopra. Calma, attenzione che i ponti di legno non mi sono mai fidato io. Attenzione. Ehi, calma. Oh, il gorillone! Ai, c'è il gorillone, Big Jim. Là c'è Big Jim, ragazzi. Maledizione. C'è il Big Jim da quelle parti che ci insegue. Dannazione, dobbiamo curarci. Una bella siringa. Via di qui. Via. Maledizione, abbiamo terminato tutto. Si stanno avvicinando. Maledetti, che mira che hanno. 100 metri di distanza, ci becca. Ancora. Mamma mia. Nascondiamoci, dobbiamo trovare un riparo. Vediamo un po'. Crepa, amico mio. Ancora vivo? Dov'è? Aiuto! Via, crepa! Basta, non vuole addirittura morire. Dopo che ti bevi 100 litri di benzina, vuoi ancora campare? Forse probabilmente i nostri colpi gli hanno perforato lo stomaco. Gli hanno preso fuoco nello stomaco, ragazzi. Attenzione, qua il fuoco sta peggiorando. Attenzione a questo maledetto qua sopra. Crepa. Perfetto, gli abbiamo fatto scoppiare la bottiglia in mano. Forse l'abbiamo preso nello stomaco. Ok, guardate là come corre. Che figo il nostro amico, eccolo lì. Va, crepa. Ha spento l'incendio? Mamma mia, proprio vero e proprio ragazzone. Andiamo avanti. Attenzione, qua c'è il Big Jim. Eccolo qui davanti a noi. Abbiamo 2 belle molotov da lanciargli. Facciamogli una bella fotografia. Eccolo qui, amico mio. Ricordiamoci chi è questo ragazzone. Buttiamolo a terra. Ha imbottito, ragazzi. Non cade giù. Vediamo di prendere le nostre molotov. Ottimo. Forse non sono riuscito a prenderlo. Maledizione. Vediamo un po' adesso. Crepa. Questa volta l'ho preso. No. Via. Dannazione, ci spara. Ne abbiamo recuperato un'altra molotov. Lanciamogliela direttamente addosso. Via. Perfetto. In testa. Non vuole andare giù. Ottimo. Vediamo un po' se possiamo prendere qualcosa. Perfetto. Non abbiamo più munizioni, ragazzi. Guardate un po'. Vediamo se possiamo ricaricare. Ottimo. Guardate che panciona. Mamma mia. Addirittura l'elmetto da saldatore. Supera l'accampamento dei pirati e quindi il ponte. Ok, mi ricordo un po' Indiana Jones, il tempio maledetto. Calma, non voglio che finisca alla stessa maniera. Oddio, ho paura di questi dannati ponti. Via. Qua cadiamo e ci rompiamo l'osso del collo. Ricarichiamo. Perfetto. Vediamo un po', potrei proseguire qui. Perfetto, vediamo cosa c'è qui dentro. Calma. Vediamo un po'. Niente, è una specie di zona di raccolta. Vediamo se ci sono munizioni. Perfetto, zaino pieno, maledizione. Devo svuotare questo dannato zaino. Portafoglio addirittura pieno. Vediamo cosa c'è al piano di sopra. Dobbiamo recuperare le 2 frecce che abbiamo sprecato per i nostri cecchini. Vediamo un po'.
Qui ci deve essere una freccia. Munizioni. Amico mio, vediamo se hai qualcosa. Diamo un'occhiata, probabilmente no. Vediamo il nostro arco qui. Ok, ancora 3 frecce, perfetto. Eccone un'altra, molto importante. Questo potrebbe esserci utile, ragazzi. Il nostro Draunagov. Vediamo un po' di scambiarlo con il nostro mitraglione pesante. Magari potrebbe essere più divertente. Dannazione. Ok, probabilmente quando andrò a caccia di squali utilizzerò questo bel fucilone. Guardate un po', mi sembra molto più competitivo del mitraglione, ok? Lasciamo perdere i cenni storici sul nostro fucile, che siamo molto di fretta. Ok, checkpoint raggiunto. Supera l'accampamento dei pirati, perfetto. Attraversiamo il ponte. Trova la... Ehi! Già qui? Maledizione, fuoco! Olè! Che gran rumore! Crepa! Olè! Addirittura esce fumo dalla canna. Tratteniamo il respiro, ce n'è uno davanti a noi. Maledizione! Che mira che hanno, dannati. Vediamo di fuggire di qui. Mi piace questo fucile, addirittura il suono è molto invitante. Ok, qua c'è una specie di barbecue. Vediamo un po'. Calma, ce n'è un altro. Fuoco! Ecco che si avvicina. No, non lasciamo in pace. Dannato. Via. No! Oh, corri. Maledetto. Ce l'abbiamo di dietro. Non vuole crepare. Muori, amico mio. Oh. Vediamo un po' se si vuole spegnere. Avanti, hai finito la tua vita qui sulla terra, amico mio. Basta, vai via. Ok, vediamo se abbiamo solo 3 colpi, ragazzi, per il nostro fucile. Spendiamoli bene. Ok. Vediamo un po'. La strana porta, dicevano. Eccone un altro. Pezzo di merda. Maledetto stronzo. Dobbiamo fare sempre la stessa storia, ragazzi. Via di qui. Via. Ci insegue. Oh, ci insegue. Maledetto. Dai, via. Mi lasci in pace. Vuoi morire in pace con dignità? Oh. Vediamo un po'. Attenzione, qui ce n'è un altro. Bersaglio nemico ore 12. Fuoco. Perfetto, l'ultimo colpo in canna. Un colpo, un morto. Eccone un altro. Dobbiamo far fuori questo cecchino. Cecchino contro cecchino. Abbiamo solo l'arco. Si ritorna alla vecchia maniera. Dannazione. Una freccia sola, ragazzi. Attenzione, eccone un altro. Via. AK-47 deve essere qui vicino. Vediamo un po' se è vero. Ai. Via, scappiamo, dannazione. Via. Vediamo se possiamo recuperare qualcosa. Ci deve essere qualche fucile da queste parti. AK-47, vecchia guardia, arma di origine russa. Vediamo un po' di usarla nella maniera migliore. Abbiamo terminato anche i nostri colpi con l'arco. Vediamo di metterci qualcosa. Vediamo un po'. Diamo un'occhiata. Possiamo posizionare le nostre mine. Ok, granate, perfetto. Nella tasca destra. Calma, che qua ci stanno facendo saltare tutto. Fuoco, ore 12. Fuoco. Fuoco di soppressione. Dannazione. Maledizione. Un dannato proiettile. Ricarichiamo. Ottimo, continuano a fare fuoco. Dobbiamo eliminarli. Eccone un altro davanti a noi. Maledetto. Perfetto, ricarichiamo. Abbiamo solo 16 colpi nel caricatore. L'ultimo caricatore, ragazzi. Stiamo attenti che ci possono essere altri nemici da queste parti. Li abbiamo eliminati tutti. Ricarichiamo il tutto. Abbiamo terminato forse anche tutte le nostre possibilità di rigenerazione di vita. C'è qualcun altro là sopra. Vediamo un po' che cos'è. È un picchiatore, un dannato ubriaco di benzina. Vediamo di prenderlo. Ok, perfetto, sono molto scarsi questi ragazzoni. Vedete un po', crepano addirittura con un colpo solo. Questo mi rompe stavolta. Crepa con dignità e basta, a terra. Basta, mi devi fare correre per tutta la miniera. Vediamo se possiamo creare qualcosa, ragazzi. Zaino, scusatemi, devo andare nella sezione preparazione. Perfetto. Kit medico, perfetto. Vediamo se possiamo creare magari le endorfine. Allora, le endorfine, pompa al massimo le endorfine, ottieni 4 unità di salute aggiuntive e quindi una cura completa. Queste unità non si rigenerano. Possiamo creare una bella come possiamo dire, infusione. Bene, vediamo di mettere al posto della nostra percezione superiore qui alla nostra sinistra. Perfetto. Ok, cambiamo il tutto. Adesso avremo un'ottima capacità di rigenerazione della vita. Vediamo un po'. Allora, vediamo di organizzarci. Per quanto riguarda la nostra prima arma, abbiamo raccolto appena adesso una freccia, quindi potrebbe esserci utile magari più avanti. Ok, procediamo. Allora, vediamo cosa c'è qui intorno. Procediamo. Ok, perfetto, ricarichiamo tutto il possibile. Qui c'è addirittura un kit medico. Allora, vediamo un po'. Altre munizioni sulla sinistra potrebbero essere importanti. Allora, selezioniamo. Ho riselezionato le molotov perché ero riuscito a trovarne una. Vediamo un po' cosa c'è. Qui c'è un altro bel cassettino. Dannazione, non c'è nulla. Andiamo. Allora, portafogli pieno. Dannazione. Questa è la porta dove è necessaria la bussola. Ok, speriamo che vada, ragazzi. Vediamo un po'. Avanti, mettila, Jason. Ottimo. Perfetto. Indiana Jones time, ragazzi. Entra nella stanza mistica. Vediamo un po' cosa c'è qui dentro.
vediamo. Che cos'è? Che cos'è? Oddio. Attenzione, forse è un nuovo esemplare. Vediamo un po', è carnivoro addirittura. Guardate un po', facciamogli qualche bella foto. Forse ci ha riconosciuto, dannazione. Vediamo un po'. Maledizione, vediamo di metterci innanzitutto le nostre granatine. Potrebbero esserci più utili. Perfetto. Vieni, un sorriso, amico mio. Vieni qua. Ah, non è molto pericoloso, pensavo di peggio. Vediamo un po' se possiamo saccheggiare. Che cos'ha qui dentro? Ah, la pelle, oddio. Pelle di drago di Komodo, una nuova specie. Vediamo un po', forse ne abbiamo ucciso qualcun altro. Ecco perché non ci ha dato appunto la notazione. Non mi cago sotto. No, no. Calma. Allora, cosa c'è qui? Trova il passaggio segreto. Scendiamo, attenzione a non romperci l'osso del collo. Tiriamoci su, vediamo un po' cosa c'è qui dentro. Oddio. Piccolo cieco. Vicolo cieco, non mi piace questa stanza, ragazzi. Guardate un po'. Wow, guardate un po', siamo praticamente all'aria aperta. Attenzione, non mi piace. Oddio, succederà qualche cosa di strano. Calma. Calma. Ci sarà un modo per attivarlo. Tiralo, forse se lo tiri verso sopra, perfetto. Ottimo. Che sta succedendo? Ottimo, perfetto, siamo riusciti a trovare l'altro passaggio. Allora, vediamo un po', questo deve essere il passaggio segreto. Vediamo un po' cosa c'è qui sotto. Esplora le profondità. Mi è piaciuto andare in questi... attenzione, maledizione. Sono riuscito a intravederlo solo alla fine. Calma, che qua proprio ci vogliono scannare. Attenzione ai serpenti qui in terra. Ok, vediamo un po' se tutta questa strada ha portato qualcosa di buono. Dannazione, tutti questi pipistrelli dannati. Procediamo, via. Calma, calma, calma Jason, stai tranquillo. Allora, vediamo un po', dobbiamo procedere da questa parte. Ottimo, attenzione a non distruggere tutto. Benissimo. Non mi sono mai piaciuti questi luoghi così profondi nelle... appunto, attenzione ai meandri del terreno. Prendi il vecchio ascensore e avventurati nelle profondità. Anche in Skyrim avevo qualche problema ad affrontare tutti questi luoghi. Ok, non possiamo saccheggiare nulla. Attenzione che non abbiamo più vita, dannazione. Vediamo un po' di utilizzare il nostro metodo Bear Grill. Ok, perfetto, abbiamo ricaricato il tutto. Devo ricordarmi come si utilizza la nostra bella puntura. No, adesso! Dannazione. Ho cliccato il tasto sbagliato. Vabbè, abbiamo ricaricato. È una pessima sensazione. E infatti è un pessimo ascensore, Jason. Stai calmo. Stai calmo. Mamma mia. Guardate un po'. Con le funi lo tirano giù. Abbiamo sprecato, maledizione, una punturona di endorfine. Poteva esserci utili magari più avanti. Vedremo un po' di continuare. Guardate però che merda. Oh no 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 no. Calma. Oddio, siamo ancora vivi? No, dannazione, non è che siamo rimasti bloccati. Via, levati, dannata roccia. Beh, di lì non posso uscire. Abbiamo perso l'uscita, ragazzi. Raggiungi la stanza del tesoro, vediamo un po'. Amico mio, stai calmo. Un bel cobra reale, ragazzi, ci voleva mettere appunto sotto sopra. Vediamo di metterlo noi al tappeto, maledetto. Ok, ce l'abbiamo fatta. Probabilmente sarà morto il nostro ragazzone. Vediamo un po', è morto? Diamo un'occhiata. Perfetto, procediamo sempre dritto. Attenzione, un bel salto. Calma, calma Jason. Abbiamo perso un po' di resistenza. Vediamo un po' da queste parti. Ok, vediamo. Mi sembra una specie di ambiente alla Tomb Raider. Wow. Attenzione. Si sono accesi addirittura i fuochi. Vediamo. Perdiamo vita ogni volta che facciamo questi salti. Calma, ci deve essere qualche cosa qui. Vediamo un po'. Un altro bel basilisco. Amico mio, basta. Ok. Questa deve essere la stanza del tesoro. Vediamo cosa c'è di così tanto importante qui dentro. Vediamo. Allora. Oddio, tutto questo tremolio. Vediamo di andare un po' con calma qui intorno. Deve esserci il pugnale qua, vediamo un po'. Ah no, un'altra... un altro mercangegno. La terza parte. Oddio, no, 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 proprio quello che non volevo. E infatti, vediamo di fuggire di qui, ragazzi. Via, dannazione il fuoco. Via, 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 via. Raccogli il terzo pezzo di bussola. Fatto. Vediamo di fuggire. Oddio, guardate un po', ci crolla tutto. Oh, no, 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 no. Mamma mia. Che era una campana. Via, 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 via. Scatta, scatta, scatta. Via, via. Oh, tutti sti massi.
Dannati. Via, 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 via. Non ti fermare, Jason. Corri, corri. Dannazione, sta crollando via tutto. Oh, via, via, via. Sto scattando, tranquillo. Speriamo di non trovarci un serpente qui a terra. Un bel salto. Bene, forza, forza, forza. Madonna mia, una specie di marchingegno veramente alla Indiana Jones. Ce l'abbiamo una palla di pietra che la facciamo. L'uscita. Uff. Mi hai messo una cimice addosso? Sei il mio alunno prediletto. Hm? Ehi, stammi lontano. Ora comandi tu, eh? È questo il gioco? Hector, pare che non comandi più io, perciò smantella tutto, poi prendi Kit e sputellalo dalle palle alla gola. Aspetta! Aspetta. Come dici? Dico che comandi tu. Hector, buone notizie. Sono ancora al comando. Sì, non sgozzare, Kit. No. Allora, progressi con il mio pugnale, eh? Manca poco, credo. Ci sono quasi, signore. Stai scherzando? Va bene, ci sono quasi, signore. Avanti, vai col pezzo di bussola. Incrociamo le dita. Bene. Allora io vado, eh? Fai il bravo. Successo, il filone, nuova parte della nostra avventura completata, ragazzi. Una specie di avventura alla Indiana Jones. Vai a parlare con Buck, vediamo se possiamo trovare questo dannato pugnale. Però un momento, dove siamo? Vediamo un po'. Mi sono un po' perso. Allora, siamo appunto nel mezzo della nostra avventura, anzi della nostra mappa. Siamo ben lontani dalla nostra cittadina di Amanaki e il nostro Buck è probabilmente a questa sorta di laghetto al di sopra della corsa con i quad. Benissimo, allora vediamo un po' di uscire di qui, vediamo cosa c'è qui intorno. Guardate che bello questo ruscello, molto bella la natura che c'è qui intorno. 2000 punti di esperienza. E adesso concludiamo la nostra avventura, ragazzi, in questa specie di piscinona. Guardate un po' che figa. Vediamo un po' di riprendere la nostra storia all'interno del prossimo gameplay. Fatemi sapere, ragazzi, che cosa ne pensate tramite un commento oppure un voto. Ciao a tutti, ragazzi.